Dottoressa Riggio, ufficio scolastico regionale. Oggi abbiamo partecipato alla conferenza stampa sul progetto Legalità. Che ruolo ha l'ufficio scolastico regionale e come promuoverà questa iniziativa nelle scuole, volta a sensibilizzare appunto docenti e anche studenti sulla lotta alla criminalità organizzata e alla mafia? Sì, anche nel prossimo anno scolastico l'ufficio scolastico regionale, così come è avvenuto nell'anno scolastico che adesso ci apprestiamo a concludere, darà il suo supporto nella divulgazione di questa importante progettualità per le scuole secondarie di secondo grado. E quindi al più presto, attraverso una nota, così come è avvenuto anche lo scorso anno, e divulgheremo l'attività progettuale alle scuole in modo che loro possano già inserirla all'inizio del prossimo anno scolastico, quindi a settembre, proponendola ovviamente al collegio docenti tra le attività e le iniziative sul tema della legalità, che è un tema estremamente sentito sia dalle istituzioni scolastiche e sia dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, e quindi anche da noi come ufficio scolastico regionale, e che è sempre ogni anno ricco di tantissime iniziative, ma questa iniziativa, proprio per la sua modulazione sulla legalità economica, sembra essere veramente di particolare interesse per le scuole e per gli studenti, in particolare quelli che in qualche modo si affacciano al mondo del lavoro, quindi che frequentano gli istituti tecnici o professionali o altre tipologie, rispetto ai quali hanno già una prospettiva quasi immediata o comunque abbastanza vicina rispetto al mondo del lavoro. Quindi la comprensione e l'acquisizione dei principi della legalità economica come crescita personale rappresenta sicuramente un obiettivo fondamentale, pertanto l'ufficio scolastico regionale è ben lieto di continuare questa collaborazione.